Sono 4 i candidati sindaco per le elezioni comunali a Spinea. Emanuele Di Tadi, sostenuto da Noi Spinea 2030, e Tempo Prospettiva Spinea, Impegno e Solidarietà, Spinea con Emanuele Di Tadi e Partito Democratico, illustra alcuni tra i punti principali del suo programma elettorale. Creare delle importanti aree di mitigazione, parliamo di quasi 70 ettari di aree di mitigazione e aree boscate nel nostro tessuto urbano e a mitigazione poi di quelle che è appunto gli assi viari principali, quali il passante autostradale e via della Costituzione. Un altro punto importante è il superamento delle barriere architettoniche attraverso l'applicazione del PEBA. Piazza Marconi sarà una piazza verde con all'interno un contenitore importante, sarà un centro di aggregazione culturale per i nostri giovani e per la nostra città, e ci saranno al suo interno anche degli edifici, ufficio relazioni con il pubblico. Martina Vesnaver è candidata sindaco di Siamo Spinea, Lista Tessari, Progetto Civico Spinea, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Se i cittadini di Spinea avranno l'onore di darci questo mandato, si affideranno a un'amministrazione brillante che prima di tutto riuscirà a dare risposta a quelle che sono le esigenze di divenire dei cittadini. Per prima cosa controlleremo e vedremo di mettere mano su tutti i cantieri che sono stati aperti da questa amministrazione per il buon risultato degli stessi, valuteremo e realizzeremo un piano urbano del traffico in modo da dare nuova vita a quelli che sono tutti gli spostamenti in maniera ordinata e composta per la viabilità, parcheggi, struttura e centro, riqualificazione del nostro centro. Candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle è Lorenzo Aghim Danai. Ecco alcuni punti del suo programma a partire dalla viabilità. Via Matteotti, che verrebbe anche risolto, credo, il problema attraverso anche un referendum propositivo che è stato inserito nel nostro comune di Spinea con il Movimento 5 Stelle. Poi auditorium, Piazza Marconi, le discariche di via Prati e via Luneo di premere di metterle in sicurezza, la piscina, il ripristino della scuola bus che era assente e la via virtuale. Massimo De Pieri è candidato sindaco della lista civica Progetto Spinea. L'avvio di procedimenti come quello delle consulte di quartiere, la riqualificazione del centro attraverso la realizzazione di una piazza che esiste già per noi ed è Piazza Fermi, la soluzione di problemi del traffico attraverso una pianificazione, attraverso l'esecuzione del piano urbano del traffico e alcuni interventi mirati come per esempio la realizzazione della rotatoria all'incrocio di Piazza Marconi, e soprattutto puntiamo molto anche al ricollegamento delle frazioni di Spinea che sono da tempo scollegate con il centro per problemi appunto di viabilità.